conferenza del professor Antonio Soligon del 12 gennaio 2018 a Vittorio Veneto. Peccato che oggi qui, dove imperversa un altro tipo di morbo, si possa trattare soltanto uno spezzone di tale conferenza, ma ci dobbiamo accontentare. Come ci dobbiamo accontentare di immaginare i quadri che via via venivano proiettati alle spalle del professore. Oggi non ci sono. Così esordisce Soligon. E siccome siamo molto allegri, vi propongo un argomento allegro. Parliamo di malattie, il morbo in furia. Il titolo è stato scelto perché riprende i famosi versi del Fusinato che forse voi ricordate. Il morbo in furia, il pane ci manca, sul ponte sventola, bandiera bianca. Ma noi con il nostro racconto torneremo molto più indietro nei secoli. Vi mostro un telero famoso, eccolo qua, un particolare con la Venezia in preda alla peste nel 1630. Un grande telero, è sullo scalone della scuola grande di San Rocco, del pittore Antonio Zani. Un attimo, non si deve mettere sicuro qua. Vi vediamo Non può stare i qua. pizzicamorti, cioè quei disgraziati di Bene così? delinquenti che non avevano nulla da perdere, che andavano raccattando i morti seminati per la città e li caricavano sulle barche. Sempre in vena di allegria parleremo anche di peste, l'argomento della serata, e come davanti a queste grandi epidemie si è organizzato lo Stato veneziano. Qua vi mostro un spissier di Venezia, un farmacista che sta preparando la più famosa delle medicine del passato, che era la triaca o teriaca. L'ingrediente principe era il serpente, ma di questo parleremo la prossima volta. Tanti spizieri a Venezia. E allora ne approfitto per mostrarvi un quadretto di Pietro Longhi. Forse qualcuno se lo ricorda, perché compariva sul tubetto del dentifricio Turbans parecchi anni fa. Non facciamo i conti, diciamo parecchi anni fa, dove vediamo la bottega del farmacista in Venezia. Pietro Longhi anima la sua farmacia, vediamo il farmacista all'opera tra i suoi clienti. Gli spizieri veneziani erano i più famosi d'Europa e anche molto ricchi, giravano tutti in Porsche. Vediamo seduto al tavolo, intento a scrivere una ricetta, un medico fisico con tanto di parrucca. I medici fisici erano quelli che facevano la diagnosi. Non ti toccavano tanto, un po' come i medici dei giorni nostri che ti guardano da distante e fanno la diagnosi. E poi a sporcarsi le mani invece erano i chirurgici, il cui mestiere sconfinava anche con quello del barbiere. Era il chirurgico che ti faceva il clister, il chirurgico le purghe, il chirurgico i famosi salassi che erano usati moltissimo. Però, nonostante Venezia fosse piena di medici, di spizieri e di barbieri chirurgici, non sempre funzionava. Anzi, la medicina aveva limiti fortissimi allora e quindi nelle malattie individuali e collettive ci si affidava ai santi. E queste manifestazioni pubbliche di massa che si facevano per invocare dai santi la salvezza alla guarigione, qui vi mostro la celeberrima processione in piazza San Marco, dipinta da Gentile Bellini, il fratello maggiore del mio preferito Giovanni Bellini. E tutte queste processioni, dicevo, il Manzoni lo ha ben analizzato nei suoi promessi sposi, erano il mezzo attraverso il quale il contagio si diffondeva ancora di più. Ma la vocazione, la devozione ai santi faceva parte della lotta contro le malattie. Con tutti questi paletti, una medicina quasi inutile, le processioni, le manifestazioni pubbliche che potevano aumentare le occasioni di contagio,
Che merito ha la nostra Venezia? Ne ha uno grandissimo, che tutto il mondo le ha sempre riconosciuto. Tanto è vero che i grandi congressi di medicina di fine 800 inizio 900, quando ci sono le grandi scoperte dei batteri, venivano fatti a Venezia. Venezia ha inventato la prevenzione sanitaria, è un'invenzione veneziana e si è salvata elaborando una politica di prevenzione sanitaria. Noi dovremmo anche da questo punto di vista essere orgogliosissimi del grande passato che abbiamo alle spalle, del grande passato della nostra Venezia. Ipse dixit. Qui purtroppo ci dobbiamo fermare. Per saperne di più si dovrà consultare la documentazione che il professor Antonio Soligo ci ha lasciato. Grazie.